Padova è passata da 2.282 casi ai 2.442 di questa settimana e si presenta come la provincia che, come dire, è in testa in questa purtroppo brutta graduatoria che abbiamo in Veneto relativamente all'epidemia. Aumento graduale, costante, però tutto sommato lieve, che comunque non ci porta a dire che va tutto bene, che sia ben chiaro, perché la situazione è una situazione che naturalmente teniamo molto attenzionata. Cresce il tasso di incidenza per 100.000 abitanti da 78 a 84. In Veneto Padova supera il 93. Importante anche il tasso di positività dei tamponi al 2,8%, dato che i 7.870 tamponi elaborati dall'azienda ospedaliera nell'ultima settimana hanno individuato 223 casi positivi. Si tratta per lo più di giovani e giovani adulti. In ordine 56 casi tra i 30 e i 44 anni, 55 casi di ragazzini da 0 a 14 anni, 51 casi dai 45 ai 65 anni. Oggi all'ospedale di Padova ci sono 32 persone ricoverate, di cui 24 non sono vaccinate. 15 sono a malattie infettive, 8 non vaccinati, gli altri 7 però con una sola dose oppure importanti patologie a monte. 3 donne nei reparti di ostetricia non vaccinate e 3 bimbi a pediatria, di cui un neonato nato da mamma positiva sotto osservazione. 5 ricoverati in semi-intensiva, tutti non vaccinati, come non lo sono nemmeno 5 dei 6 pazienti attualmente in terapia intensiva. L'invito che facciamo ancora una volta è: andate, chi non l'ha ancora fatto, a vaccinare, anche perché sicuramente ormai penso sia una cosa assodata, partirà tutto il percorso della terza dose e chi non si è vaccinato andrà, come dire, probabilmente anche in coda, insomma, rispetto a questo. Emblematico anche il dato dell'età dei ricoverati, molti sono giovani. Il paziente più giovane a malattie infettive ha 17 anni, ma ci sono anche 30, 40 e 50 anni. In semi-intensiva il più giovane ha 43 anni, in terapia intensiva ha 46 anni, con una nutrita compagnia di 50 anni. Intanto, ha fatto sapere il direttore generale, sono salite a 40 le sospensioni del personale Novax in azienda ospedaliera. Si tratta per lo più di infermieri, ma c'è anche il caso di un medico in fase di valutazione.